Conviventi e spese per la ristrutturazione della casa. Cosa accade in caso di crisi familiare? Questo è il secondo video in cui ci occupiamo del tema delle spese sostenute nel corso di un rapporto familiare. Trovate il link del primo video in descrizione. Parliamo ora di un caso molto comune, quello delle spese sostenute da un partner, che sia convivente, coniuge o partner dell'unione civile, per la ristrutturazione della casa familiare di proprietà dell'altro partner. I problemi sorgono in caso di crisi familiare. Il partner che ha sostenuto determinate spese, in particolare quelle per la ristrutturazione di un immobile, potrebbe volerne chiedere la restituzione, magari considerando che la casa ristrutturata, essendo di proprietà dell'altro partner, rimane nella disponibilità di quest'ultimo. In questo caso, il partner può chiedere la restituzione delle somme spontaneamente utilizzate per ristrutturare la casa utilizzata proprio come casa familiare? Di norma, le spese sostenute nell'interesse della famiglia vengono considerate come effettuate in esecuzione delle cosiddette obbligazioni naturali, in quanto fatte spontaneamente, dall'uno o dall'altro partner per esigenze comuni in assenza di un obbligo giuridico. La Cassazione ha confermato che se un partner ha contribuito alla ristrutturazione della casa familiare di proprietà dell'altro partner e le spese risultano adeguate alle circostanze e proporzionate all'entità del patrimonio a sua disposizione e alle sue condizioni sociali, non può essere chiesto alcun rimborso. Ciò perché, in presenza di spese adeguate e proporzionate al tipo di esborso, non può nemmeno essere esperita la cosiddetta azione di arricchimento senza causa, che in estrema sintesi consente a una persona che si sia impoverita senza alcun motivo giuridico effettivo di agire nei confronti della persona che in definitiva si sia arricchita ingiustamente. In altre parole, non si può sostenere che il partner che abbia sopportato le spese di ristrutturazione si sia impoverito senza causa o ingiustamente, qualora l'arricchimento dell'altro partner sia conseguenza di un atto di liberalità, come una donazione, o dell'adempimento di un'obbligazione naturale, come appunto nel caso di spese familiari che non siano del tutto irragionevoli e sproporzionate rispetto alle condizioni economiche di chi le sostiene. Se questi temi vi interessano, iscrivetevi al nostro canale, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto di famiglia. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.